Quando vola un palloncino è il titolo di un contest per le scuole della città che si svolgerà il 2 ottobre prossimo. L'iniziativa è stata lanciata ieri dalle pagine social dell'associazione culturale Una Nuova Agorà, presieduta da Maria Grazia Brandara. Un evento contro la violenza sulle donne che verrà finalizzato a ricordare Ilenia Bonanno, mamma e vittima di femminicidio uccisa 2 anni fa ad Agrigento nel popoloso quartiere di Fontanelle dal marito, suicidatosi pure lui. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino dopo essere stata aggredita brutalmente dal suo sposo, il 47enne Daniele Gallo Cassarino, che si è poi tolto la vita. Come non ricordare il dolce sorriso di Ilenia, afferma la presidente Brandara. Ma da dove nasce il concorso? Ilenia aveva promesso alla sua Sara che l'avrebbe accompagnata ad un concerto di Vasco Rossi. Il destino crudele non lo ha permesso. L'agrigentina Glenda Amico, amica di Ilenia, ha voluto realizzare la promessa della mamma uccisa accompagnando Sara insieme alle sue figlie al concerto. Un palloncino bianco che altri avevano lanciato finì tra le mani di Sara, che con un pennarello scrisse «Mamma, siamo da Vasco». Da qui l'idea del contest premio alla migliore frase «Scrivi con i tuoi compagni di classe un palloncino con un pensiero contro la violenza sulle donne». Una proposta certamente singolare, quella di Agorà, che accenderà i fari su una vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica cittadina.